È un simbolo in uno dei simboli della città di Treviso. Sono le tre torri della Loggia dei Cavalieri. A prima vista può sembrare un semplice fregio di abbellimento, in realtà è testimone forse del termine Treviso. Ma per arrivare a queste tre torri dobbiamo partire dall'Arx, come ci racconta il nostro storico della Treviso medievale. L'Arx è una specie di piccola zona protetta, una piccola fortezza e in effetti per dare la sensazione di un qualcosa che difendesse la popolazione, nel quale la popolazione potesse scappare e rifugiarsi in caso di invasione del nemico, c'era questa possibilità di ritirarsi lì e il primo stemma di Treviso di fatto era fatto così. Poi dal simbolo difensivo singolo si è arrivati alle tre torri con l'accenno della prima cinta muraria difensiva. Ternario trevigiano, che è curiosissimo perché dobbiamo ricordarci che a Treviso si narra che ci fosse una statua di una donzella con tre facce, un qualcosa che si rifà alla dea addirittura pre-greca, indoeuropea, Ecate, le tre facce, ma perché evidentemente si voleva proprio dare la sensazione di questo elemento di passaggio dal passato al presente e al futuro. E per quanto riguarda noi, messa là in cima era una faccia che guardava verso Padova, una faccia che guardava verso il mare e una faccia che guardava verso la strada di Alemagna. E forse proprio dalla statua di questa dea che deriverebbe il nome della città. Qualcuno lo fa derivare da Toro, da Taurus, Tarvis, nomi che vengono dall'est, tre svici, tre cucuzzoli, tre colmelli, Treviso, tre visi della dea Ecate o via dicendo di questa donzella. Sono molteplici le ipotesi, ma nessuna certa. Da qualcuno dice che i trevigiani hanno tre facce. Lasciamo perdere perché sennò si può dire che ci siano anche tre altre facce da altre parti che è meglio lasciar perdere.